è in corso da una parte e dall'altra, su più fronti, una vera e propria crociata contro le famiglie arcobaleno, e che c'è un forte moto regressivo che adesso è arrivato a questa manifestazione ultima della Procura di Padova, che vorrebbe con un colpo di penna burocratico levare a questi 33 bambini uno dei due genitori a livello legale. Penso che qui stiamo perdendo di vista la cosa fondamentale, che dovrebbe essere il preminente interesse del minore. Non ci fa ben sperare sul fatto che verrà sanato dal Parlamento il vuoto legislativo che ora sta causando questa situazione. I sindaci sono pubblici ufficiali, sono amministratori, devono applicare le leggi, non sono legislatori e pertanto si devono attenere alla normativa vigente, alle leggi vigenti. Se la legge non lo consente, un sindaco deve rispettare la legge, che sia d'accordo oppure no. Mi fa sorridere, ma per non dire che mi fa venire voglia di piangere, questo attaccamento così ferreo e rigido alla legge e alla burocrazia, che esiste solo quando si tratta di negare diritti alle famiglie e alle coppie arcobaleno, e in tantissime altre occasioni è un tipo di coerenza che non riusciamo assolutamente a ravvisare nella destra. Queste famiglie, che ci piaccia o no, esistono, e il sindaco di Padova, trascrivendo quegli atti di nascita, sta prendendo atto di una realtà, e succede a volte che la realtà sia più avanti della legge, è una cosa normale, è il 2023, dovete crescere e dovete adattarvi. Adesso io spero che avremo la forza di promuovere anche noi in Parlamento un Ma come cambiamento in questo dovete senso. adattarvi? Ma di cosa stai Onorevole, parlando? Cioè, gravissimo. avete governato per 9 anni, negli ultimi 10 dovevate cambiare le leggi se volevate. Dobbiamo adattarci a voi? Ma da quando in qua in democrazia? Alla sfera Ma dell'opinione dobbiamo di adattarci a quello che dice voi? Aspetti, Trovo davvero gravissime le affermazioni dell'onorevole Scarpa. Chi ascolta un onorevole, a mio avviso, non dovrebbe ascoltare, perché l'onorevole è chiamata a lavorare all'interno della Camera dei Deputati, ossia di una delle Camere del Parlamento, per legiferare. C'è un tribunale, un procuratore che dichiara di avere applicato, di avere il dovere di applicare, di far rispettare la legge e applicare la legge vigente. Il sindaco ha gli stessi identici doveri di applicare le leggi, come il legislatore ha il dovere di modificarle